non sono per nulla d'accordo con l'impianto del sottosegretario Stellari, perché certo che si possono tirare in ballo mille problemi globali, dalla globalizzazione, dalla competizione sleale, dalla Cina, dall'Europa. Addirittura l'Europa deve proteggere i prodotti italiani. Certo. Lettura quantomeno curiosa. E non si affronta il problema vero, reale, che riguarda il caporalato. Poi possiamo discutere della sicurezza sul lavoro, dell'emersione del lavoro nero. C'è una legge che è stata approvata nel 2016, il suo partito ha votato contro quella legge. Ero in Parlamento, me lo ricordo bene, lei era al Senato se non ricordo male. Il suo partito, la Lega, il centrodestra, ha votato contro la legge che doveva ridurre il caporalato, e tant'è che oggi che siete al governo non l'applicate. E perché ha votato contro? Allora, io non dico... Ma voi che cosa avete fatto allora? Che cosa avete fatto voi? Posso finire? Io non dico che è colpa del governo se c'è il caporalato, dico che sarebbe responsabilità del governo mettere in campo quegli strumenti che di sicuro non debellano, ma perlomeno intervengono in maniera significativa per ridurre il fenomeno del caporalato, che non è semplicemente lavoro irregolare, è la costruzione di un sistema che offre alle imprese agricole nella stragrande maggioranza dei casi, ma anche della logistica, anche della grande distribuzione, che sono le nuove forme di caporalato, manodopera a basso costo. Allora, se io accetto che esistano dei lavoratori sottopagati, perché rifiuto qualsiasi tipo di discussione attorno ad esempio al tema del salario minimo o della retribuzione minima per consentire di definire il lavoro non sfruttamento ma lavoro, allora faccio un passo in avanti. La legge sul caporalato prevede le reti del lavoro di qualità sicuro in ambito agricolo. Sa qual è la regione con meno adesione alla rete? La regione del Veneto e tantissime altre regioni. Quante sono le imprese agricole che hanno aderito a questo sistema del controllo? In Calabria, Guardi, direttore, lei lo dice sulla base di dati o lo dice sulla base di un'impressione? Li ho letti su Sky ci sono ieri. 200 milioni. Esatto, e sono i stessi. Guardate, dateci, regia, mostrateci dove c'è più caporalato in agricoltura. Ma deve essere proporzionato. Ci sono 200 milioni del PNRR che il governo avrebbe potuto utilizzare per bonificare i ghetti nei quali i lavoratori in nero clandestini vengono e non sono stati usati. Cioè il punto non è di chi è la colpa, il punto è cosa facciamo per contrastare questo fenomeno. Se la risposta che il governo dà è sì, il diritto del lavoratore, ma anche il costo del pomodoro, io penso che siamo fuori strada, sottosegretario.